pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la situazione maltempo nell'isola. Il ciclone Nicola ha raggiunto Anti e la Sicilia causando pioggia, mareggiate lungo le coste e neve a bassa quota. I sindaci nelle scorse ore hanno preso misure per prevenire eventuali conseguenze come la chiusura di scuole e università, parchi e impianti sportivi. Questa mattina c'è stata anche una riunione con tutti i prefetti dell'isola per discutere le misure necessarie per prevenire gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse. Tra le province più colpite Catania, Siracusa, Ragusa e Messina. Nelle isole Eolie le mareggiate causate dal vento gelido hanno portato a disagi alla circolazione. Probabile conseguenza del maltempo è stato anche un incidente stradale che si è verificato stamani sull'autostrada Messina-Catania tra gli svincoli di Giarre e Acireale. Pare che il conducente di un Audi Q3 ne abbia perso il controllo, non è ancora chiaro se in modo autonomo o a seguito di un tamponamento sulla parte posteriore ed è finito fuori strada. Il guidatore è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dal 118 intervenuto insieme ai vigili del fuoco. Si è concluso il processo con rito ordinario di primo grado nella prima sezione penale del Tribunale di Catania, scaturito dall'operazione Z che portò a marzo del 2019 all'arresto di Filippo Zuccaro, il cantante neomelodico conosciuto come Andrea Z. Quest'ultimo è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa per non avere commesso il fatto. Condanna a 20 anni per il padre Maurizio e a 13 anni per il fratello Rosario. Doppia assoluzione per Giovanni Fabio Laspina, figlio di un ex consigliere comunale di Misterbianco. Il Tribunale del Riesame ha invece deciso di scarcerare Loredana Graziano e di concederle gli arresti domiciliari per restare a casa con il figlio di 18 mesi. I giudici di secondo grado avevano confermato il 30 gennaio scorso la condanna a 30 anni di reclusione per aver avvelenato il marito Sebastiano Rosella Musico nel gennaio del 2019 a Termini Imerese. La decisione delle scorse ore è stata presa su richiesta dell'avvocato Vincenzo Lorè, che si è basato su due motivi: un precedente annullamento deciso dalla Cassazione e un ulteriore difetto di motivazione per quanto riguarda le esigenze cautelari. La legge infatti cerca di evitare che i bambini siano in carcere con le madri detenute. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna alle ore 18 con nuovi aggiornamenti. Grazie per averci seguito, a più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.